La bolletta di luglio 2021 1.844 euro, al confronto con la bolletta del luglio 2022 oltre 5.000 euro. Ci troviamo nella pasticceria Graziati di Padova, uno dei locali storici del centro città. Affisso vicino al listino dei prezzi il confronto delle fatture dell'energia elettrica di luglio 2021 e luglio 2022, da 1.800 euro a 5.000 euro, un divario enorme. La pasticceria Graziati di Padova, come tanti altri pubblici esercizi della città, ha deciso di attaccare sulla vetrina del locale le cifre delle bollette per far capire ai clienti la situazione in cui versano i commercianti e spiegare loro il perché dei ritocchi nei prezzi. Noi abbiamo fatto un piccolo ritocco di 10 centesimi sulla caffetteria e di 10 centesimi sulla pasticceria, ma è ben poca cosa rispetto agli aumenti che abbiamo subito, perché oltre all'energia è aumentato tutto quanto. Oltre al caro energia bisogna fare i conti con i rincari delle materie prime. Per i baristi, pasticceri e gestori di locali diventa sempre più difficile portare avanti le attività. Stavolta di solito sono ottimista, stavolta invece sono molto preoccupato. Ho parlato con il mio consulente, il mio fornitore di energia sia elettrica che di gas, il quale mi spiegava che il gas è aumentato di 11 volte e l'energia elettrica è aumentata di 7 volte. Ma le prospettive sono ancora peggiori, perché mi diceva che se il signor Putin non si decide a riaprire i rubinetti, a breve non avremo neanche l'energia da acquistare, per cui toccherà chiudere perché non ci sarà energia per poter lavorare. La situazione è veramente drammatica. Secondo i dati di APE, nel 2021 i 3.000 pubblici esercizi padovani hanno speso per l'energia elettrica circa 30 milioni e 600 mila euro, mentre a tariffe attuali nel 2022 finiranno con lo spendere 65 milioni e 800 mila euro, una differenza di oltre 35 milioni. Per risparmiare si arriva anche a chiudere anticipatamente i locali. Quest'estate abbiamo tenuto chiuso dalle 15:30 in poi, perché il pomeriggio c'era tanto caldo, c'era poca gente in giro, non valeva la pena di tenere aperto, per cui dipendenti a casa, meno ore da pagare, perché anche il costo dei dipendenti è molto importante come ben si può pensare, e almeno un po' di energia elettrica la si risparmia per quanto riguarda l'aria condizionata, perché comunque i frigoriferi per esempio vanno lo stesso. Dalle bollette esposte in vetrina, iniziativa di APE, all'invocazione dell'aiuto di Sant'Antonio, a Padova si tenta ogni strada, e così lunedì i commercianti di Ascomon porteranno un cero in basilica per chiedere la benedizione del santo.